Era il 26 gennaio 2018, l'allora ministro dell'Interno Marco Minniti firmò l'espulsione dall'Italia di due cugini macedoni di 44 e 46 anni, residenti a Conegliano e Susegana, perché sospettati di aderire ad un'associazione finalizzata ad attività di terrorismo internazionale di matrice jihadista. Entrambi all'epoca dei fatti frequentavano il centro islamico di Susegana, lo stesso che qualche giorno fa ha ospitato un gruppo di bimbi di un asilo parrocchiale paritario di Ponte della Priula in gita scolastica. Un particolare che, se possibile, infuoca ulteriormente il dibattito sulla vicenda. Io voglio pensare che nel centro oggi non ci sia nulla a che vedere con quello che è successo nel 2018, ma siamo sicuri che portare dei bambini in un centro islamico che ha questo passato fosse la scelta giusta? Siamo sicuri che oltre alla scelta di portarli a pregare in una moschea dovessero anche passare per queste cose? Secondo me no. È una cosa nata male e finita ancora peggio. Raggiunto telefonicamente, l'imam Avnia Nurceschi evidenzia come si tratti di una vicenda risalente a ben 8 anni fa e come i due espulsi non facessero in alcun modo parte della loro associazione né tantomeno della dirigenza. E con un comunicato il centro islamico Emanet, nel ripercorrere quella mattinata, spiega come nel momento in cui l'imam ha mostrato ai bambini i gesti della preghiera rituale, alcuni piccoli di fede islamica, riconoscendoli, li abbiano spontaneamente imitati e a loro volta anche gli altri compagni si siano uniti per gioco in un momento vissuto con leggerezza senza connotazioni religiose o spirituali. Se quanto accaduto, continua la nota, ha urtato la sensibilità di alcune persone, ce ne scusiamo, siamo spiacenti che l'episodio sia stato percepito come forma di proselitismo. Intanto il confronto tra chi appoggia l'iniziativa e chi la contesta passa anche attraverso due striscioni apparsi nelle ultime ore. Da una parte quello esposto all'esterno dell'asilo dai genitori che recita "Siamo con voi maestre" e dall'altra quello della Lega Giovani Treviso con la scritta "L'islamizzazione non è istruzione". Inevitabilmente lo scontro continua a giocarsi anche sul piano politico. Ciò che è accaduto nel Trevigiano oltrepassa ogni limite. Le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia. E anche nel corso di Ring la polemica ha acceso la discussione tra gli ospiti in studio. Io posso capire che si voglia andare in quel centro islamico, che la scuola abbia anche magari legittimamente trovato questa forma per insegnare ai ragazzi che esistono altre religioni. Posso anche capirlo, anche se, come dice Alberto, io mi aspetto, portando i miei figli in una scuola parrocchiale, che abbiano altre attività, diciamo, diverse, e anche che molto probabilmente a quell'età credo sia un po' inopportuno, a mio avviso. Se le famiglie di questa comunità, di questa scuola, erano d'accordo in questo percorso, io eviterei di andare a fare polemica politica su questa vicenda qui. È una vicenda che, voglio dire, è stata decisa in una scuola, ripeto, cattolica peraltro. Io credo che dovremmo proteggere un po' i bambini da tutta la polemica politica che viene dopo. E proprio durante il dibattito è intervenuta telefonicamente Stefania, mamma di uno dei bimbi in gita nel centro islamico, che ha voluto stigmatizzare la polemica in corso. Diciamo così, amareggiati per questa polemica che è evidentemente montata per altri scopi. Penso davvero che non ci sia nulla di peggiore di chi intenzionalmente confonde e, come posso dire, mistifica la realtà, forse per altri interessi, per strumentalizzazioni politiche, seminando di fatto quello che credo possa essere definito un odio gratuito. La visita alla moschea, che evidentemente è stata scambiata forse intenzionalmente, scientemente, per pellegrinaggio, in realtà è stato un momento condiviso. Sento parlare di integrazione, il senso è quello, per carità, però davvero è lo specchio della nostra realtà, è quello che noi viviamo ogni giorno.